Niente di meno in tasta rosa, io devo capire che questo Napoli, Ciucciari, questo Napoli ha 10 attaccanti tra titolare e panchina e non siamo capaci di tirare in porta, ma ci devo andare io a tirare in porta, io non lo so, non lo so proprio, ma c'ha tutti amici da Napoli l'86, non lo so, perché non siamo capaci di tirare in porta. Che partita di merda è stata? Nel primo tempo mi ero praticamente addormentato sul divano. Ho detto vabbè, magari il secondo tempo sarà tutta un'altra partita, buttiamo dentro i nuovi innesti, magari Gonce, Politano, Raspadori, vediamo qualcosa in più. Non si è visto niente, voglio. Punto di vista tecnico, qualche giocata di Gaetano che è subentrato, che mi è piaciuto, Ostigard che ha giocato bene in difesa oggi, ma a livello di tirare in porta stiamo inguaiati, ragazzi. Senza Osimhen l'avanti, questo Napoli tira davvero poco. Poi da Mazzarri, i giocatori che ha messo dentro, mi aspettavo che li metteva un po' prima, no a 10 minuti dalla fine. Mazzarri, e poi si gioca di merda, si gioca. Ho capito molto bene la fase difensiva, che ancora una volta non subiamo gol e giochiamo bene in fase difensiva, però lì avanti mi aspetto di più, dobbiamo tirare di più. Zelinski non c'ha voglia, Zelinski vuole andare via ora, vattene via, perché non ti si può vedere giocare così. Mamma mia, voglio, è un pareggio che non serve né a noi né alla Lazio, perché questo pareggio, vedendo che il Bologna che è andato a pareggiare a Milano, che comunque si era fermata, cioè erano 3 punti fondamentali oggi, dovevamo vincere. Domani c'è Roma-Salernitana, se la Roma vince prende altri 3 punti. Oggi era importante fare i risultati, lo so, non è facile perché giocavi contro una tua diretta concorrente al 4º posto, però dovevi dare il massimo. Anche Politano, ma ce la facciamo a fare un tiro in porto? No, è che Cristo. Tutta la partita abbiamo fatto 2 tiri, 3 tiri fuori dallo specchio della porta. Provedente si stava andando a prendere il caffè al bar. Ha detto sai che c'è, ho fatto la pausa, l'intervallo durante il primo tempo, ora mi cappia pure un caffè e un cornetto, poi torno in porta, tanto qua non mi tirano. Questo è stato una partita giocata abbastanza bella nel secondo tempo, lì a centrocampo fra Lazio e Napoli, fra giocate della Lazio, dei giocatori della Lazio e quelli del Napoli, però a conclusione il Napoli che ha fatto? Niente, ce n'ha mai avuto a casa con un pareggio, uguale pure la Lazio, anche se la Lazio a differenza del Napoli ha tirato in porta. Questo è che abbiamo trovato un grande Ostigard, oggi ha fatto una partita perfetta, come Juan Jesus e Di Lorenzo, che mi sono piaciuti questa sera. Lidstrom, Tendong, li butta tutti, gli ultimi 10 minuti Mazzarri li butta tutti dentro. Non lo potevi fare prima? Non ho capito, non potevo fare prima, visto che Raspadori non si è visto tutta la partita. Politano, se si giocate lo raddoppiava, ne andava e faticava anche lui a concludere, ad andare verso la porta della Lazio, perché ragazzi, Zelinski, poi non ne parliamo proprio, io l'ho detto già quello che dovevo dire di Zelinski. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, o aiutando, sappiamo già cosa ne pensiamo, ne pensate pure voi insieme a me. Lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e non aspettate la carrozza, siamo belli, almeno questo regalino, almeno che cosa. E niente, Ciucciari. Immagina pigliare con te, noi siamo ciucciari, sono ciucci, sono come te, uguale, e non è un caso se siamo ciucci, come stemma, hai capito? E con questo è tutto ragazzi, che ci dice, Mazzarri mo è a rischio panchina, a rischio esonero, perché De Laurenti Saggio hanno inquadrato le telecamere, Steve nero, ma che stiamo tutti nero, tenga tutta bianca ma stiamo nero, voglio, perché non si può, non lo so, da campioni d'Italia non si può giocare così, non si può giocare così il Napoli.
E niente, con questo è tutto, buona serata a tutti, da Napoli l'87 come sempre, aiù. Forza Napoli!